Un'azienda chiude e licenzia il personale? Dagli artigiani la proposta. Anziché metterli a carico dell'INPS, li riassumiamo noi. A lanciare l'idea il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana nel corso del pomeriggio di lavori per il rinnovo delle cariche del mandamento di Castelfranco. Una proposta partendo da una situazione ben precisa. Abbiamo il grande tema della mancanza di manodopera, oltre a quella specializzata ci manca la manodopera, quella diciamo di base. Per questo Oscar Bernardi si rivolge al mondo politico perché regolamenti il cambio di visione, da cassa integrazione a nuova occupazione. Le aziende che oggi a cui manca personale qualificato hanno purtroppo sono costrette a limitarsi negli ordini, nelle consegne, nelle commesse. Quindi chiedo ai nostri grandi governanti di darci la possibilità che queste figure, anziché rimanere per 2 anni in NASPI, possono comunque essere riformate e trasformate in maniera completa e che possono venire a lavorare su queste nostre aziende che comunque hanno un'altra attività, hanno un altro settore merceologico. Il settore privilegiato è quello metalmeccanico e il pensiero va subito ai lavoratori della Berco di Castelfranco. Quindi un'unica azione per due soluzioni verso licenziati e aziende artigiane che non trovano collaboratori. Una prospettiva emersa durante l'assemblea che ha rinnovato i 21 consiglieri, a cui spetterà dare anche altre risposte per altre sfide indicate dal presidente uscente Maurizio Catapan. Le prossime sfide che ci saranno per il nostro territorio saranno quelle di essere resilienti come abbiamo visto oggi, però nel momento stesso dobbiamo riuscire a essere flessibili per un cambiamento tecnico e anche innovativo che dobbiamo portare all'interno delle nostre aziende.